Benvenuti ai nostri lettori web nauti del Messaggero Veneto. Abbiamo un campione, Jonathan Milan, 19 anni di Buia. È un campione perché l'altra settimana, sebbene si sia dimenticato la medaglia a casa, ha vinto la medaglia di bronzo ai mondiali di pista di Berlino. L'avrete sicuramente letto sul giornale, l'avrete visto anche in TV. Qui è con il nonno Eligio, che ha una storia particolare, poi la racconteremo in breve. Figlio d'arte, suo papà Flavio fuoreggiava una ventina d'anni fa, anche meno, sia tra i dilettanti sia anche tra i professionisti, è vissuto a pane ciclismo. A 19 anni, è un talento ancora totalmente inespresso, è andato a Berlino e ha vinto con il quartetto dell'inseguimento la medaglia di bronzo. Jonathan, le prime sensazioni al ritorno in Friuli, com'è cambiata la tua vita? È cambiata, diciamo che è un po' sempre la stessa e le ambizioni adesso sono un po' più grandi, diciamo questo è cambiato e la voglia comunque di fare adesso è molta, perché abbiamo visto cosa possiamo dare, cosa posso dare io, cosa può dare il quartetto a questa nazionale e quindi possiamo fare molto insieme, ecco. Quando andate a 60 all'ora per 4 minuti, dandovi il cambio davanti a un velodromo, sapendo che tutta la stagione si basa su quella corsa, si ha tempo di pensare a qualcosa? Direi proprio di no. Diciamo che cerchiamo sempre di focalizzarsi, di essere più concentrati possibile in quello che facciamo in quel determinato momento, quindi sì, molto importante concentrarsi. Jonathan, tu sei partito per Berlino per fare sostanzialmente una esperienza dentro la notte, le notti precedenti, magari ti svegliavi con un sogno, vincere una medaglia, è vero? Sì, il sogno c'è sempre stato e il fatto è che si è anche realizzato e questo è veramente stupendo. È stato veramente un sogno, è un sogno che si è realizzato, è sempre stato il mio obiettivo di questi mondiali e penso che sia andato benissimo così. Allora, intanto abbiamo in diretta un'investitura, ho appena mandato un selfie al commissario tecnico Davide Cassani che mi ha immediatamente risposto: è fortissimo, salutamelo tanto. Questo vuol dire che ti porterà alle Olimpiadi o no? Ma la decisione non starà in Villa e in Davide e io cercherò di mettermi in più in mostra possibile, cercherò di far capire ancora che posso dare tanto al quartetto, ma la decisione non sta a me, sta in Marco, insomma. Ecco, concretamente lui fa parte di una squadra, ha vinto il bronzo e soprattutto, non dimentichiamolo, secondo me la cosa più grande che ha fatto, non si è accontentato, è andato in pista nell'inseguimento individuale ed è arrivato quarto dietro a quel fenomeno di Ganna che ha corso nel tempo del record del mondo, quindi stiamo parlando di cose incredibili e lo dico io, con quel quarto posto, se messo in ghiaccio, non toccarti dove non devi la partecipazione alle Olimpiadi, ma questo lo diciamo noi perché sono i dati che parlano. Cosa vuol dire avere come compagno di squadra quel fenomeno di Ganna? Beh, comunque vuol dire tanto, vuol dire avere un compagno che in ogni momento gli puoi chiedere qualcosa che lui di inesperienza ne ha molta sia per un Nonostante abbia quartetto. 24 anni. Esatto, ne ha molta sia per un quartetto sia per un inseguimento individuale, quindi sa darti delle risposte chiare e esatte e comunque per me essere già con lui a disputarmi un inseguimento individuale o un quartetto sia un onore, penso. E poi avete un campione olimpico come Viviani che è una sorta di padre di questo quartetto, no? Perché per Esatto. l'esperienza l'ha un po' visto nascere, tifa per voi, nonostante anche non abbia corso. Quindi insomma siete in buone mani. Il muro dei 4 minuti, Ganna, quante volte lo superi in allenamento? Lui Secondo me l'ha già superato. Sì. Il sogno è quello lì, no? L'obiettivo è quello lì, lo ha nelle gambe, immagino. Sì, sicuramente. Per me prossimamente in un prossimo inseguimento individuale lo abbasserà sicuro, Ecco, è il suo record. tu hai corso in 4. 0,8, sì. 4,08, quindi sono apparentemente un'enormità, 8 secondi, ma ai 19 anni senza esperienza, dove possono arrivare quelle gambe lì?
spero più avanti possibile, penso, perché comunque spero un giorno di riuscire anch'io a battere quel muro dei 4 minuti. Quando batterà il muro dei 4 minuti è invitato al Messaggero.